E, e quindi io non ho fatto la maturità. E tra l'altro l'anno dopo che c'è stato il terremoto io non sapevo che fare. Cioè non mi ero diplomato, non ho finito la scuola, me ne ero andato alla mia città, non sapevo che fare, tutti i miei amici hanno iniziato a fare l'università, però l'università non la volevo fare e quindi sono andato a fare volontariato in Ghana, che ho proprio pensato, c'è stato il trauma peggiore della mia vita? Fammi sta tranquillo, fammi andare in Africa. Non ho capito perché l'ho fatto. Anni e anni di terapia e lui faceva, ma in Africa secondo te perché ci sei andato? Io dicevo, boh, se io sto a pagare a te, cioè non è che a un certo punto me la dirai una cosa, non è che te posso dire tutto io, dimmi quella e poi andiamo oltre, non mi ha detto, quindi non lo so. E ho trovato un'associazione a Roma di volontariato e sono partito per il Ghana per fare volontariato anche un po' con l'idea tipo sono stato male, vado a aiutare le persone che stanno veramente male, con un'arroganza adolescenziale occidentale, cioè capito, mo li vado a aiutare io, ad aiutare a casa loro come si dice adesso, mo di gran moda, ma quando andavo io a casa loro e sono andato a casa loro, sono arrivato in questo villaggio africano a dire vi sono venuto ad aiutare io. E il signore che mi ha accolto nel villaggio ha detto grande che ci sei venuto ad aiutare. Io, eccomi qua, sono pronto ad aiutarvi. Grande, ci sei venuto ad aiutare? Sì. Cosa sai fare? Non ci avevo pensato. So tradurre il latino. Nell'Africa occidentale non vi... Quousque tandem abutere catilina. No, ok. Non so fare niente. E lui mi fa, vabbè, allora... Visto, era il 2009, mi dice, visto che l'Italia è campione del mondo, che premessa è? Cioè, solo in Africa un adulto dice a un altro adulto una frase la cui premessa è visto che l'Italia è campione del mondo, sì, può insegnare educazione fisica. Certamente. Certamente. E quindi mi hanno messo a fare l'insegnante di educazione fisica alle elementari e poi ho scoperto che l'ora di educazione fisica non c'era, l'hanno istituita perché c'ero io che non c'è molto fa. E quindi però comunque sia un lavoro prestigioso, ero contento e ho aiutato i bambini africani con la loro prima necessità, il fitness. Che glielo leggi negli occhi che se c'hanno una ciclette quanto stanno meglio. E quindi comunque sia, dico, vabbè, ho fatto sport tutta la mia vita, non c'è problema. Il primo giorno, ragazzi, fuori andiamo a fare i giri di campo, al secondo giro di campo, metà classe era a casa. Ragazzi, vabbè, ripassate quello che ho detto. Quindi dal giorno dopo, teoria di educazione fisica in Africa, che ero io che gli parlavo di calcio. La verità, questa vorrei che fosse la battuta, la verità, io che gli parlavo delle statistiche di Francesco Totti. Tutto il tempo, tutti a fare, ma Messi, zitto un attimo, gli sto parlando di quello forte, no questi. Sorprendentemente il preside non ha riconosciuto le mie capacità didattiche, quindi dopo 2 settimane ha detto vabbè forse basta statistiche su Totti, potresti allenare la squadra di calcio della scuola elementare. E io ho detto forse qua doveva premettere visto che sei campione del mondo. Comunque non è così che funziona l'Africa, sono un paese unico al mondo, oltre ad essere un continente non un paese, ma questo ho interiorizzato il razzismo in quanto occidentale è normale, cioè nel senso siamo tutti colpevoli, tutti. E quindi ho allenato una scuola elementare, la scuola di calcio è una scuola elementare in Africa, è una bellissima esperienza. Io subito ho fatto, beh ragazzi, allora allenamenti intensivi, che però in un villaggio in Africa vuol dire 2 allenamenti in tutto, perché arrivavano i bambini a farmi, però mister, se oggi pomeriggio non vado a lavorare con i miei genitori, stasera a casa non si mangia. Però che cazzo, un po' di attaccamento alla maglia. Cioè, la motivazione, la passione. Quale? E infatti Italia 4 coppe del mondo, Ghana 0. Per dire. E quindi arriva il giorno della partita contro l'altra scuola elementare del villaggio vicino, tutto il villaggio presente, migliaia di persone, tutti là, e la scuola elementare avversaria si presenta con 8 trentenni, 8 tizi, così. Scusa, ma questo fa la seconda elementare. C'ha la barba. Ma poi lo conosce, cioè, guida il taxi, ha fatto la guerra, suo figlio fa la quinta elementare da me, cioè nel senso che non ci sono elementi perché io creda a questa storia. No, fa la seconda elementare. Vabbè. Abbiamo perso 8-1. E comunque.
E io tra l'altro non l'ho finita di allenare quella partita perché a fine primo tempo sono svenuto. Non solo perché in Ghana fanno sta cosa che i loro pargoli li fanno giocare a mezzogiorno in un paese dove comunque la temperatura media è tipo 48 gradi. Questi corrono, io sto a bordo campo, correte, correte. Sto svenuto anche perché mi era venuta la malaria. Che comunque, cioè, dici, sai, vai a Napoli, ti prendi la pizza, vai in Ghana, ti prendi la malaria. E io comunque me la so presa, cioè l'esperienza completa, no? Mi sono preso una malaria. Oh, la malaria fa schifo, non ve la consiglio. Cioè proprio sudi, vomiti, tremi, la febbre altissima, deliri. Però ho scoperto che la malaria si cura in 3 giorni. Cioè tu prendi dei pasticconi che ti sfondano il fegato e in 3 giorni ti passa. Solo che il primo giorno tu hai i sintomi della malaria più i sintomi di queste medicine e quindi proprio deliri. Cioè io stavo là che avevo le allucinazioni, aiuto, vomitavo, stavo malissimo. E mentre stavo così mi hanno detto che pure Augustin, il bambino piccolo di 8 anni che viveva con noi, che andava a scuola da me, era un mio alunno, e c'ha la malaria. Ho detto porca miseria, pure Augustin c'ha la malaria. E come sta? E mi fa, eccolo, sta là. E Augustin stava col pallone sotto braccio. No, sì, sono un po' più scarso a calcio, però a scuola ci vado. Ho detto, Augustin, vedi andartene a fanculo che mi fa fare una figura. Io stavo, la Madonna. E quindi però mi è passata e tra l'altro per non far preoccupare i miei genitori, che ero matto a 19 anni, gliel'ho detto dopo che mi è passata, e ho pure scritto uno status su Facebook, secondo me molto bello, che era malaria check. Un garettiano se volete, medico, che oggi ribaltavamo Facebook, nel 2009 3 like, però era un altro Facebook, scrivevamo in terza persona, vi ricordate? Sta andando a fare la spesa. Mazza che Facebook sto a fare. Eravamo più spensierati, forse anche più felici. Sicuramente più felici. Sicuramente con più capelli. Comunque. Beh, e io la malaria mi era venuta e quindi vabbè, perfetto, la malaria me la so fatta e quindi pensavo fosse tipo la varicella, no? E quindi tipo poi andavo a correre, andavo a fare jogging il pomeriggio, perché comunque io ero quello che andavo a fare jogging in Africa perché sto fitness ci tenevo proprio. Tra i villaggi nel bosco il pomeriggio con le zanzare bzzz, e io bip bip, professore di educazione fisica permesso. E se no che mi è rivenuta la malaria. E io stavo facendo, ma come? Io già l'ho fatta. Nessuno ti ha detto che non poteva rivenire. Effettivamente, nessuno me l'ha detto. E quindi mi è venuta la malaria e tra l'altro mi è venuta 4 giorni prima del mio ritorno in Italia, mi è venuta la febbre. Allora io per essere sicuro che non fosse chissà quale malattia pazza, sono andato in ospedale a farmi un test del sangue che è risultato negativo, perché mi hanno spiegato poi, la malaria a volte quando ti viene all'inizio sta nel fegato e quindi quando tu ti fai l'analisi del sangue risultano negative. Quindi io pensavo di non avere niente e ho curato per 4 giorni la malaria con l'aspirina. Che chi l'avrebbe mai detto è una pessima idea. Quindi 4 giorni così e il giorno in cui dovevo tornare in Italia mi sono alzato dal letto, ho fatto 2 passi, svenuto, cioè proprio dritto. Mi ha risvegliato un bambino che viveva a casa con me letteralmente con uno zeppo, così. Così. Ho fatto guarda, mi fa piacere che ti stai divertendo, io starei morendo. Se puoi chiamare un adulto. E lui ha chiamato un adulto, mi hanno ricoverato in clinica presto, Nino, questi sono loro che fanno a voce perché non c'è la Nino. E mi hanno ricoverato e sto proprio là, perché dopo 4 giorni, ma aiuto, tremi, li fanno tutte flebo, tutte pasticche. Comunque io quel giorno devo tornare in Italia, le ho detto al dottore, ho detto guardi, io alle 18 ho un volo per Roma. Mi fa, guarda, tu alle 18 sei morto. Se la mette così, va bene, posticiperemo. E quindi mi hanno ricoverato là, sono rimasto 4 giorni ricoverato. Il secondo giorno, e comunque sta ancora un po'... Vabbè, avete capito, ormai senza ricocci mi porta. Devo andare a fare pipì. E voi direte, perché ci stai raccontando questa cosa? Perché comunque sia, la pipì quando c'è la malaria è un'esperienza particolare. Funziona così, cioè tu ti alzi dal letto, ti trascini verso il bagno, ti siedi, perché
la pipì in piedi con la malaria, chi stai? Batman. Allora, ti siedi, svieni, rinvieni, ti concentri per fare pipì, per lo sforzo svieni, rinvieni e te ne vai. Questo è proprio l'iter, cioè nel senso... Allora io devo fare pipì, scendo a letto, mi trascino, mi siedo, hop, rinvengo, mi concentro, faccio pipì, hop, rinvengo, mi alzo per uscire, solo che provo ad aprire la porta, ero troppo debole per abbassare la maniglia, quindi c'ho avuto questo momento, c'ho una mano sulla maniglia, la faccia spalmata sulla porta, così, c'avevo gli occhi aperti e però non vedevo più niente, cioè mi sono proprio spento, stavo con gli occhi aperti e a un certo punto è diventato tutto nero e non vedevo niente, non sentivo niente e insomma, cioè, pensavo che stava a morire. Ora, quando uno muore, no, si dice che gli passa tutta la vita davanti. Io, quando stavo in quel bagno in Ghana che stavo per morire, ho proprio pensato, ma quanto sei stupido che sei venuto a morire in Africa. Cioè, stai a fare il percorso inverso di questi che partono 6 anni prima con un bagaglio fatto solo di speranze e si fanno 6 anni attraverso il deserto, la Libia, il mare, Salvini incarcerati e tu dopo il terremoto vieni a morire in Ghana. Cioè, che dicono al tuo funerale? Col senno di poi. Cioè, qual è il discorso dei tuoi genitori? Peccato, era simpatico, forse un po' scemo. Se non che non era arrivata la mia ora. Spoiler. E quindi cioè, ho avuto una scarica di adrenalina e sono riuscito a cascare nel corridoio dell'ospedale. È arrivata l'infermiera che mi ha ripreso per i capelli. Sì, non è una battuta, sto pensando corretto, c'ho i capelli. Mi ha ripreso per i capelli, mi ha dato tutte pasticche, tutte Flerbo. Insomma, non sono morto. E poi per dirle quello che mi stava succedendo, che non vedevo niente, le ho detto, everything was black, everything was black. E lei mi ha detto, of course everything was black, you're in Africa! Ho detto, ma come? Come si permette? Voglio andare a casa mia. E sono tornato in Italia, quindi dopo un po' di giorni ho volato su un volo all'Italia diretto, un Accra-Roma, la notte santa tra il 24 e il 25 dicembre. Erano 6 persone sul volo, tipo io giallo, che tremavo, e altre persone. E visto che era la notte santa, ho detto all'hostess di un volo d'Italia, ho detto, senta, è la notte santa, è Natale, ci sta una cena speciale, che è Natale? E lei mi ha dato una risposta che io ancora non sapevo che sarebbe stata generazionale. Mi ha detto, c'è sempre stata una cena speciale la notte di Natale, ma da quest'anno... Ho detto, come no? Perché? Perché da quest'anno c'è la crisi, bentornato in Italia. Come la crisi? E ci sono rimasto malissimo, anche perché io facevo il liceo tipo 5 mesi prima e noi al liceo facevamo le manifestazioni e cantavamo noi la crisi non la paghiamo. Cioè eravamo proprio convinti. Noi la crisi non la paghiamo. Siamo usciti dal liceo, c'è la crisi da pagare. Ma com'è possibile? Manco, cioè, subito. E io là ho pensato, no, io la crisi non solo non la voglio pagare, io la voglio creare. E infatti poi mi sono iscritto a Scienze Politiche, che è proprio il percorso.